E anche il 2013 è arrivato alla conclusione. Un po' a tutti capiterà in questi ultimi giorni dell'anno di fare il resoconto di quanto è stato, di rivedere i momenti felici e soddisfacenti, come del resto quelli che hanno generato amarezze e preoccupazioni. Così capita anche in ambiti più istituzionali. L'amministrazione comunale di Musile di Piave infatti ha riunito tutti i partecipanti alla vita amministrativa e sociale del paese per lo scambio degli auguri, cogliendo l'occasione del brindisi di fine anno per ricordare quanto è stato fatto e quanto ancora ci sarà da fare nel 2014. È un momento così gioioso per scambiarci gli auguri e, come di consuetudine, l'amministrazione chiama non solo i dipendenti comunali, i collaboratori, ma anche le associazioni, i parroci, gli ex sindaci. È un momento un po' così di brindare per questo anno e tirare un po' le somme di quello che è stata l'attività amministrativa, che appunto spazia a 360 gradi. Credo che abbiamo lavorato bene soprattutto sul campo sociale, grazie appunto alla macchina amministrativa e alla grande azione umanitaria delle associazioni di volontariato, quindi grazie a loro abbiamo ottenuto sicuramente i risultati migliori, e questo va sicuramente a vantaggio delle grandi famiglie, delle numerose famiglie che hanno vissuto un 2013 difficile per le questioni soprattutto legate al posto di lavoro e quindi a cascata ai problemi sociali con i figli eccetera. Però poi non siamo mancati su tutta quella che è un po' l'attività, diciamo, anche strutturale e quindi di infrastrutturale dell'amministrazione, che è quella appunto di sistemare per esempio la piazza. Abbiamo sistemato le vie principali, abbiamo messo dei dossi importanti per la sicurezza, stiamo lavorando a 360 gradi, ovviamente tenendo ben presente quelle che sono le ristrettezze economiche, quindi la nostra coperta, che ahimè è corta, ma cerchiamo di far bastare un po' per ciascuno. Fare il sindaco degli ultimi 10 anni, forse ho preso la fascia o l'era più difficile per fare l'amministratore del primo cittadino, perché sei tirato per la giacca da tutte le parti, non ce la fai veramente a dare le giuste risposte a tutti i cittadini. Ma io vorrei anche ringraziarli per la pazienza, perché hanno anche capito qual è la situazione e in che ambito noi ci muoviamo, per cui abbiamo avuto anche la possibilità di avere grandi soddisfazioni da parte della cittadinanza, che pur sapendo le difficoltà ti viene incontro e capisce i limiti. Proprio spererei che il 2014 fosse un anno più roseo dal punto di vista, diciamo, della gestione sociale di questo territorio, e quindi di poter andare incontro con un sorriso a quelle famiglie che oggi, ahimè, non se la cavano così bene e che non passeranno un Natale così gioioso come vorrebbero. A loro va anche il nostro pensiero più sincero, più affettuoso, la nostra solidarietà, perché questo è un bel Natale, oggi c'è un bel brindisi natalizio, però ci sono tante famiglie che sono in difficoltà. Vorrei dedicare a loro questo pensiero, questa cerimonia. Cogliamo l'occasione anche con questa possibilità di augurare non solo ai presenti ma a tutte le famiglie che ci vedranno un buon Natale, un sereno anno nuovo, e speriamo che sia proprio gioioso, perché questo territorio lo merita. Nell'augurare un 2014 in discesa, dato che di salita ne abbiamo già fatta tanta, il sindaco di Musile di Piave, Gianluca Forcolin, ha voluto ringraziare particolarmente tutti i cittadini per la loro pazienza e tutti coloro che, nonostante le tante difficoltà, hanno continuato a dare il loro contributo per il benessere del paese.